Dopo le visite mediche sostenute a Villa Stewart, la Roma ha potuto ufficializzare l'acquisto di Gianluca Mancini dall'Atalanta. La società giallorossa scrive in un comunicato: il club rende noto di aver acquistato a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020 i diritti delle prestazioni sportive del giocatore Gianluca Mancini dall'Atalanta. L'accordo prevede un corrispettivo fisso di 2 milioni di euro per il prestito, l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 13 milioni di euro, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, nonché il pagamento di un corrispettivo variabile fino a un massimo di 8 milioni di euro per bonus legati al raggiungimento da parte della Roma e del calciatore di determinati obiettivi sportivi. Inoltre, in caso di un futuro trasferimento del calciatore, la Roma riconoscerà all'Atalanta un importo pari al 10% del prezzo di cessione, in eccesso rispetto a quanto già maturato a titolo di corrispettivi fissi e variabili. Con il difensore classe 1996 è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Vicente Azpitarte, biografo di Luka Modric, fa sognare i tifosi del Milan. Il giornalista ha infatti pubblicato su Twitter un'immagine che ritrae il croato che indossa una maglia squarciata del Real Madrid e sotto si intravede quella rossonera accompagnata dalla scritta «Sarà un'estate interessante». Azpitarte nei commenti aggiunge: «Non è un'operazione semplice, però dopo la partenza di Ceballos il Real Madrid potrebbe acquistare 2 giocatori a centrocampo tra Pogba, Eriksen e Van de Beek. Il Milan non è il miglior momento economico, ma un acquisto per questa sessione è possibile». Un'estate fa furono i tifosi dell'Inter a segnare Modric, ora tocca ai rossoneri, ma Zinedine Zidane non avrebbe alcuna intenzione di rinunciare al Pallone d'Oro 2018. Juventus o Napoli, queste le possibili destinazioni per Mauro Icardi. Dal ritiro di Di Maro Folgarida, il presidente azzurro De Laurentiis ha annunciato la sua volontà di prendere un attaccante da 30 gol, profilo che coincide con l'ex capitano dell'Inter. Maurito attualmente si allena da solo alla Pinetina per recuperare la forma fisica e assistere a eventuali sviluppi sul suo futuro, mentre il resto della squadra è partito per la tournée in Asia. La preferenza di Icardi resta probabilmente la Juventus, per non allontanarsi troppo dalla famiglia, ma i bianconeri per l'attacco hanno ancora in rosa Higuain e Mandžukić e non hanno presentato alcuna offerta. Ecco perché negli ultimi giorni l'attaccante di Rosario ha aperto al Napoli, non la considera una scelta di ripiego, bensì una big. Cambiare 4 gomme in meno di 2 secondi non è di certo un'impresa semplice. In Formula 1 ormai ci siamo abituati, in un mondo dove le vittorie si giocano sul filo dei decimi o dei centesimi, anche i pit stop fanno la differenza, anzi la fanno e come. A stabilire un nuovo record ci hanno pensato i meccanici della Red Bull che in occasione dell'ultimo Gran Premio disputato a Silverstone sono riusciti a cambiare le gomme della monoposto di Pierre Gasly in 1,91 secondi. Il record precedente apparteneva agli uomini della Williams che nel 2016 durante il Gran Premio di Baku in Azerbaijan erano riusciti a fermare il cronometro a 1,92 secondi.